Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. E anche oggi ho una storia di fantasia del vostro Dante, che l'altro giorno ho incontrato in piazza e insomma bruciava della voglia di raccontarmi una storia. Però prima di questa cosa qui vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Indegare del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook o Telegram, dove al Telegram ogni lunedì sera alle 20:30 abbiamo degli incontri di studi di esoterismo. Cari amici, grazie di questo, e se vi scappa anche un super like, sia la Ide che il vostro Marietto ci tira su di morale, perché c'è sempre bisogno di questo. Grazie. E adesso iniziamo con la storiella del Dante, perché l'altro giorno io andavo in giro in motoretta, vedo davanti a me uno che sbraccia, sto passando la piazza e dico fra di me: ma chi è quel tipo lì che sbraccia come una scimmietta? Mi avvicino e il Dante sa il mio punto debole, perché sa che io, quando a me offrono un caffè un po' macchiato, corro subito, e allora il vostro Marietto è sceso dalla moto, ha messo lì il casco e via, è corso dal Dante. Dai Dante, cosa mi racconti oggi? E il Dante mi ha detto: c'è qualcuno in giro per il web che spiffera cosa racconto io. E poi mi dice: ma io l'ho raccontato solo a te, un altro paio di persone. Io ho detto: Dante, su di me puoi mettere la mano del tuo vicino di casa sul fuoco, che vai tranquillo. E il Dante, come al solito, mi dice: lo so Marietto, su di te, che sei una tomba, posso metterci la mano del mio vicino di casa, quello che mi metteva sempre la macchina davanti e non mi lasciava uscire. Sì, quello, bravo, mettisi su quella mano lì. Comunque va a finire che il Dante apre il libro Vangelo. Sì, e mi ha raccontato una storia del dopo Granelli. E il Granelli, sì, il suo amicone delle caldaie, quello che fino a 12 anni l'ha accudito amorevolmente, che poi è andato in pensione, dopo che finalmente il Dante è riuscito a ringraziarlo dopo 5 anni di passione. E mi ha raccontato che quando ha fatto il birichino con i Granelli, l'amico del sindaco Felice, sempre nome e fantasia, che era il farmacista del paese, adesso non mi ricordo più il nome di questo super farmacista. Perché il farmacista era amico? Perché alla Casa dei Sogni, dove c'era questa caldaia, il farmacista, cioè bisogna raccontarla bene come aveva detto il Dante, perché la prima cosa era il dottor Antonio. Sì, il dottor Antonio mi ha detto il Dante, e io ho detto: chi è questo dottor Antonio? Il dottor Antonio era quello che era venuto in paese dopo la guerra e col sindaco, il Felice, che è un birichino, era un capitano dei fascisti, che poi, cambiato il vento, si era subito messo in soccorso del carro dei vincitori ed è passato con gli alleati. Praticamente col medico Antonio, sempre nome fantasia, avevano istituito un gruppo dove passavano i psicotropici alla Casa dei Sogni. E io qui lo dico, qui lo nego, perché io queste cose non ci credo, ma il Dante, lui continua a dire che sono cose vere, però sapete che quando il Dante le storie le racconta bisogna dividere per 2 o per 4, perché è come un 1000 piedi, non si sa mai cosa dice. E lui mi dice: allora l'Antonio era un fedelissimo del Felice, però dopo che ha visto che il signor Granelli era andato in quiescenza, in pensione, ha divorziato e ha nascosto moglie e figli da un'altra parte, perché ha cominciato a capire che il vento cambiava, e quindi ha incominciato a defilarsi, e il medico, visto che passava psicotropici al commendator Felice, che adesso è nel basso astrale, mi ha detto il Dante, però è l'unica forse è l'unica cosa che ci credo. Cosa è successo? È successo che il dottor Antonio si è defilato, perché ha visto prima di tutto il Granelli come è andato in pensione, e poi ha incominciato a sentire che nell'aria tirava una cattiva arietta, e che la CIA incominciava a perdere colpi, perché stava avanzando un altro gruppo che era meno appariscente, non viveva di materia ma di spirito, e quindi il dottor Antonio, che era un materialista, aveva visto 2 o 3 cose che il Dantino aveva fatto e aveva cominciato a capire che la partita era persa.
E quindi ha incominciato a defilarsi. La prima cosa che ha fatto era divorziare, mi ha detto il Dante, e nascondere la moglie e i figli a Milano. Ed era rimasto lui. Poi si era preso la classica tippa segretaria in cerca di un posto sicuro, si era fatto fare la plastica facciale, la signora, e l'aveva sposata, che l'aveva rimpiazzata, quindi il figlio è sicuro. Però l'Antonio non sapeva più, il dottor Antonio non sapeva più come scappare dal Felice, perché lì non si poteva cambiare bandiera troppo in fretta. Però adagio adagio aveva lasciato il posto al farmacista, il Gianoglietto, mi ha detto il Dante, il quale il Gianoglietto, per far bella figura davanti al Felice, che insomma aveva un armadio con tantissimi completini da campo, no? A questo punto cosa fece? Fece un attacco diretto al nostro Dantino, che insomma aveva appena passato i 12 anni, i 5 anni di passione col granellino giù nel caldaie, e si è visto arrivare questo enfant prodige del Gianoglietto, che voleva farsi vedere che lui poteva fare tutto. Infatti in quel periodo avevano cominciato a prendere il posto del dottor Antonio e incominciava a dare lui psicotropici all'ufficio Fidi, che è una storiella fantasia che ho già raccontato in un'altra pillola. Quindi cosa succede? Succede che incomincia questa guerra, e un giorno il babbo adottivo del Dante lo manda giù in farmacia a prendere un prodotto per la mamma perché non stava bene. Il dottore, cioè il farmacista, praticamente ha preso il nostro Dante, così il Dante mi racconta, ma io queste cose non ci credo perché il Dante le racconta a fuochi d'artificio, l'ha drogato e l'ha massacrato di botte, spezzandogli le gambe. Al che in astrale c'era il suo paparino che guardava tutta la scena. E ha sbattuto fuori dalla farmacia. Praticamente il farmacista ha massacrato e torturato di botte il Dantino, l'ha sbattuto fuori dalla farmacia pensando di fare un figurone in tutto il paese. Ma cosa è successo? È successo che è arrivato il capitano degli Alpini e il paparino, quello vero però, del Dantino, e l'hanno rimesso a posto. E quel giorno lì il farmacista capì che per lui aveva toccato un gradino troppo alto, era andato oltre misura, aveva capito perché l'Antonio se l'era fatta sotto, aveva spedito via moglie e figli in naftalina e aveva incominciato a tirare su la bandiera bianca. Il problema è che il papà del Dante non ha mai fatto un prigioniero, e questo è il problema che la gente non sa, e che il papà del Dante ha sempre usato la legge del 5. E io ho detto: ma Dante, ma cos'è sta legge del 5? Perché ero curiosissimo, no? La legge del 5 è che in alcuni gruppi misterici, se tocchi uno di loro vanno indietro a prenderti fino alla 5ª generazione. E io lì mi si è stretto anche, sapete, lo sfinterino. Però a un certo punto dice: Dante, ma allora toccare a te è pericolosissimo, caspita, se uno ti fa lo sgambetto c'è dietro un gruppo misterico che ti va a prendere tutti fino alla 5ª generazione, e il quinto che, caspita, non sa niente, e così imparano, mi diceva. Il mio babbo mi ha spiegato questa cosa qui. Infatti io lo vedevo il Dante che andava a cercare nei cimiteri i nomi di alcune persone alcune volte, e mi chiedevo: ma cosa sta facendo? Perché il Dante gli hanno spiegato che si può andare a prendere anche dall'altra parte i defuntus. E qui a un certo punto il caffè era finito, io non ci facevo più. Senti Dante, adesso che tu mi dicevi che il farmacista è un po' un birichino, che vuol far carriera, che si vuol far vedere dal sindaco che era un ex capitano dei Balilla, che poi dopo si è venduto alla CIA, io ci posso anche mettere sopra una pietra, credici, ma adesso che tu mi dici che esistono gruppi misterici che riescono ad andare a prendere fino indietro alla 5ª generazione chi tocca uno del loro gruppo misterioso, questa è grossa, questa qui non la dirà mai nessuno, è troppo grossa, Dante. A un certo punto ho dovuto salutarlo perché se no mi portavano al neuro. Cari amici, anche oggi il vostro Marietto ha finito di raccontare la storia fantasia. Mi raccomando, sapete che queste qui sono solo storie fantasia, non dite che io ho spifferato, perché sapete che io sono una tomba, qui lo dico e qui lo nego, e vi chiedo solo di iscrivervi al canale di Hildegarda del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!